Fabrizio. Buongiorno a tutti, intanto grazie per essere intervenuti. Ringraziamo tanto anche la libreria Zanetti che ha organizzato l'incontro e soprattutto ringraziamo Fabio Volo che ci ha dato l'opportunità di incontrarlo, di conoscerlo. Fabio Volo è tutto. Mi sentite? Sì. Grazie a voi, era per dire solo. Allora, Fabio Volo è tutto. Tu sei scrittore, sceneggiatore, attore, doppiatore, conduttore radiofonico, televisivo, panettiere e pasticcere. C'è l'associazione panettieri, tra l'altro dopo noi facciamo anche le carte appena abbiamo finito, facciamo i tarocchi per il pubblico. Non hai portato nulla per noi visto che... Da mangiare? No, ce l'ho nella macchina per il viaggio di ritorno, ecco. classe di scelta. Beh, diciamo che comunque è una cosa che ha sempre segnato il tuo primo lavoro, tant'è vero che sul tuo ultimo libro, La strada verso casa, c'è qualcosa che riguarda proprio, parli di chi sa fare i dolci, chi sa fare il pane, uno dei protagonisti. Che uno dei protagonisti fa il cuoco, diciamo lo chef, che adesso si chiama chef, lo chef. Sì, perché comunque soprattutto quando magari uno, io vengo da una famiglia di gente che, diciamo, che fa lavori molto pratici da generazioni. E io mi sono trovato a fare un lavoro dove a volte di fisico c'è poco, nel senso non è che devo spostare delle cose, e quando uno scrive di solito poi ha bisogno anche di fare qualcosa di proprio di fisico, per esempio Henri De Luca scala le montagne, altra gente smonta e monta oggetti così, io proprio perché vengo da quell'estrazione familiare io panifico, faccio torte o cucino. Il libro è, diciamo, ambientato ai nostri tempi, però ha un primo capitolo, diciamo, che è racconta gli anni '80, e in questi anni '80 che racconto in 3-4 pagine mi sono serviti per raccontare un po' i due personaggi principali che sono i due fratelli. È un libro che parla di famiglia. E i due protagonisti, diciamo, sono due fratelli, perché negli anni '80, chi ha la mia età, insomma, quindi se li ha vissuti un po' da adolescenti, negli anni '80 c'è stata un'esplosione che sembrava che si potesse comprare, come dico nel libro, sembrava si potesse comprare tutto negli anni '80, anche la felicità, no? La televisione, cominciavano le donne, minigonne, seni, il drive-in, gettoni d'oro, quiz, vinci, il leasing, le rate, era tutto che si poteva comprare tutto, no? E c'è stata l'esplosione del culto della persona, proprio dell'individuo. Si veniva da periodi invece dove era il sociale, no? Tutte le battaglie politiche. Gli anni '80 sono invece il contrario, non c'erano più i valori per cui i ragazzi si battevano, ma tutto era diventato, diciamo, in superficie, no? I paninari, le etichette, i vestiti ti dicevano chi eri, e le scarpe avevano un nome, le calze avevano un nome, le cinture avevano un nome, e sono esplose le palestre, il bodybuilding, il bodybuilding, le lampade, tutti si andavano a fare le lampade, era tutta una cosa estetica, gli occhiali da sole a specchio, era tutto esasperazione di una cosa che in realtà non aveva poi delle radici forti, no? Sapete che l'Italia è l'unica sottocultura che l'Italia ha prodotto, sono stati i paninari, poi vengono tutte in Europa, vengono tutte da altre nazioni, l'unica che ha prodotto solo l'Italia sono stati quegli anni, e in quegli anni lì c'era era tutto in festa, l'Italia poi aveva vinto i mondiali, insomma era tutto momenti appunto di euforia, e questa famiglia in quegli anni invece aveva un problema molto reale, la mamma non stava bene, insomma, quindi in casa c'era questo problema, e quindi c'era questa contrapposizione, per quello l'ho ambientato lì, perché mentre fuori il mondo era in festa sembrava che queste persone di questa famiglia non fossero state invitate a quella festa, no? Io non ho avuto quel tipo di problema, nel senso non avevo un familiare malato, noi a casa mia non avevamo i soldi, che però in quel periodo lì era una mezza malattia non avere i soldi, perché se tu non avevi quella giacca, quella scarpa, quel jeans così, non potevi frequentare certi locali, certi ambienti, certe compagnie. Oltre a raccontare questo, volevo anche raccontare due forze che trainavano, uno quello dell'effetto nostalgia di quegli anni, e
proprio in quegli anni uno dei protagonisti dice, aveva 15-16 anni, io me ne voglio andare da questa città, da questa famiglia, da questa condizione, e quindi c'è una nostalgia e una rottura che sono i due estremi delle cose. E poi diciamo, questo problema, questa situazione un po' cupa familiare, diciamo, come dire, butta fuori dalle proprie vite tutti i protagonisti. Cioè questa cosa, non so se vi è mai capitato, ci sono delle situazioni molto violente anche nelle famiglie così, che ci si sente proprio scaraventati, cioè si continua a vivere la propria vita con la sensazione di non essere più la persona di prima, ma di essere stati costretti a essere qualcos'altro, e quindi uno si adatta alle necessità della famiglia. Questi due personaggi, questi due fratelli, hanno una reazione diversa. Uno diventa responsabile, bravo, quello che addirittura quando si sposa prende la casa vicino al papà così può aiutarlo, che ci sono quei fratelli che sono sempre coinvolti con la famiglia. L'altro invece se ne va completamente perché non riesce a reggere quel dolore, ha bisogno di viverselo in una maniera autonoma, lontano da tutto. E questi sono i due protagonisti che sono costretti a un certo punto da grandi a rivivere in quella famiglia perché succede una cosa, e lì tutti i rapporti che sono stati prima tralasciati devono, come si dice, i nodi tornano al pettine, devono di nuovo risistemarsi con la convinzione alla fine che, come dice un detto arabo, la famiglia sono le radici della felicità, che se i rapporti familiari tra fratelli, tra padre, genitori, madre, così non si sistemano, condizioneranno continuamente per tutta la vita i rapporti con tutto, con il lavoro, con la propria compagna o compagno e amicizia. Io ho una sorella, non ho un fratello, però quando vado a volte a casa dei miei amici che hanno i fratelli maschi, che ce n'è sempre uno che è il bravo della classe, quello che fa tutto quello che i genitori vogliono, che si è sposato, che si è laureato, che si è... e poi c'è l'altro invece che, proprio perché non c'era spazio lì, era troppo bravo, quello ha fatto altre strade nella vita, però poi chissà perché quelli che non sono così piegati al volere dei genitori sono sempre quelli che quasi gli si vuole più bene, ecco. Quindi alla fine non c'è una regola nella vita che se tu fai tutto quello che gli altri si aspettano da te poi quelli ti ameranno veramente, anzi di solito è l'originalità di una persona che scatena l'amore negli altri, quindi se tu sei te stesso anche se non sei come gli altri ti vogliono. Tra un po' diventi papà, padre. Dico, ho letto su Grazia. Ma ho visto anche la tua compagna, il tuo amico, sì. No? Ok. Niente, quali sono le tue emozioni? Che papà sarai? Boh. Cambierai i pannolini? Sì, beh sì, certo. Mi sto già esercitando. Davvero, ho preso per 2 o 3 giorni di fila il pollo intero per fare le prove. Poi la ginecologa ha detto che è grande, ho preso un tacchino. Comunque non mi voglio far troppo parlato. Beh, sono molto emozionato, sono molto felice, non so che cosa mi succederà, nel senso che è il primo, per cui cioè, mi parlano i miei amici che hanno già figli, ognuno mi terrorizza a modo suo, diciamo. Non dormi finché puoi, quando manca 2 mesi dormi, approfitti, e poi ciula finché puoi perché poi non si ciula. E poi non è più la stessa cosa, e poi cambierai, poi lei cambierà, vado al Signore. Sono molto contento, sì. Mi sembra la cosa giusta e poi vedremo, insomma. Credo che non farò, ti dico la verità, credo che non farò gli errori che ha fatto mio padre con me e farò quelli nuovi, perché mio padre non ha fatto gli stessi errori di suo padre, quindi so esattamente cosa non voglio fare, però poi nel momento che mi concentrerò lì dimenticherò, sì, dimenticherò magari al supermercato una volta, sarà il trauma della sua vita. Ciao Fabio. Ciao Tia. Sono di origine colombiana io. Mi gusta muchísimo. Mi gusta il caffè. Buonissimo. Sì. Fabio, vorrei chiederti Un favore. sempre ho pensato. Tiene 5.000 euro. No, volevo chiederti come fai a scrivere le tue storie. Hai sempre pensato, non so se sbaglio, che facciano anche parte della tua vita, che aggiunge del quotidiano, dei tuoi amici, della gente che c'è intorno a te. Sì. Ti ispiri su quelle cose? Sì. Diciamo, io
se uno leggesse tutti i libri che ho scritto, diciamo, in sequenza, hanno tutti i punti della vita di un po' di tutti, no? Dall'adolescenza, poi si diventa grandi, il mondo del lavoro, ecco, metti così. Chi non li ha letti, ragazzi, lasciate spazio, perché qui scherzo. No. Il sentimento che racconto nei libri sono sempre autobiografici, cioè sono cose che ho vissuto. Poi invece la storia non è autobiografica, quella poi la invento per riuscire ad esprimere le cose che ho provato, quindi diciamo la matrice dei sentimenti è originale, il resto è romanzato, ecco, grazie. Il significato della tua copertina, come hai scelto una... La maglietta, perché mi sembrava, siccome parla veramente di famiglia, è tutto un libro che gira intorno alle relazioni familiari, quella lì mi sembrava proprio un segno familiare, poteva essere una moka del caffè ma diventava troppo design, per cui tra i vari tentativi che ho fatto, questa è la maglietta bianca, volevo metterci anche una patacca di sugo a un certo punto, poi invece no, così è molto semplice e poi insomma si vede anche molto bene, è molto caratterizza molto anche il libro. Siccome io faccio le copertine perché penso che siano importanti come la storia, devono già dire qualcosa, io non riesco a far la copertina a un'altra persona perché magari neanche ha letto il libro, oppure magari l'ha letto però lo interpreta a modo suo, invece io voglio che quella cosa lì abbia un senso con quello che io volevo dire nella storia, ecco. Volevo chiedere se nella tua vita ti sei più sentito Marco oppure Andrea. Ma i due personaggi, diciamo, sono stati costruiti su quello che, diciamo, non so se conoscete un mio collega, si chiama Kierkegaard, è un filosofo. No, dico queste cose che poi sui giornali dico ha detto che è simile a chi vergogna, io intanto scherzo. Kierkegaard aveva questa, diciamo, aveva scritto questa cosa, i tre stadi delle personalità, diciamo che uno era lo stadio estetico, il secondo etico morale, il terzo è quello spirituale. I due personaggi, Andrea e Marco, sono costruiti sui primi due stadi. Il primo è quello che viene anche raccontato per esempio si usa come esempio il Don Giovanni, cioè l'uomo che non riesce a scegliere, per esempio diciamo appunto una donna, no? L'uomo che non riesce a scegliere una donna, non riesce a stare con una sola donna perché pensa che ogni volta che dice sì è lei, in realtà esclude tutte le altre ed è convinto che in realtà ce n'è una meglio per lui che deve ancora arrivare, quindi non si vuole, diciamo, precludere queste possibilità e lo si fa in tante cose. Uno non sceglie mai perché pensa che la cosa migliore per lui, cioè che la sua vita è il futuro, che il suo momento migliore deve ancora venire, ed è tutto appunto un divenire, un'attesa, ma quando ha una cosa nel presente, anche se l'ha desiderata tanto, il suo sguardo volge sempre al futuro e quindi non esiste nel presente. Quando uno non è nel presente e non sceglie, in realtà non sta vivendo, è come dire, tirato da tutte le forze, dalle occasioni che si compiono, che si manifestano nella sua vita. L'altro invece è il fratello, che è la fase quella invece etico-morale, che sono le persone che fanno una scelta e la portano avanti per tutta la vita anche se si accorgono vivendola che è sbagliata, cioè sono quelli che sanno già a 12 anni che università faranno, poi si sposano, poi fanno i figli e tutto così, e quella, anche se poi in casa non genera felicità, non la cambiano perché è un po' come, si sentono un po' come incoerenti, invece loro sono persone che non accettano nemmeno la possibilità di un'autoanalisi, perché loro sono quelli che si dice tutto ad un pezzo. Io credo di avere vissuto per tanti anni nella prima fase, quindi nella fase di Marco, adesso credo di essere entrato nella seconda, ma non a quel livello, nel senso che ho la fortuna di ricordarmi sempre che devo aggiornare ogni tanto, mi devo ricordare di farmi delle domande e darmi delle risposte. Come dice Marzullo, io lo chiamo e lui mi dice, io mi chiedo sempre non tanto se sono felice, perché il concetto di felicità è sempre molto anche vaporoso, se sto facendo quello che desidero, se quello che sto facendo non lo desidero è perché è momentaneo o se invece mi sono incastrato in qualcosa, e quali sono le prospettive, i progetti di vita che coinvolgono il mio quotidiano, quindi diciamo sono una via di mezzo di tutti e due.